Ancora uno schiaffo alla statua dell'Alpino che da 2 anni è stata posizionata dalla città di Padova nel parco Tito Livio. La vernice gialla campeggia nel totem che affianca la scultura realizzata da Ettore Greco, dopo che solo il 18 febbraio era stato imbrattato con la vernice bianca. Uno sfregio, racconta Nereo Tiso, alpino e consigliere comunale del Partito Democratico. Ci si chiede come mai questo sia stato preso di mira. Cioè, questi vandalismo, sono vandali naturalmente, non sono persone che abbiano chissà cosa. L'altra volta la scritta era ingiuriosa e offensiva, questa volta è una firma di qualche graffitaro, writer, non lo so. Sta di fatto che questi sono entrati di notte perché i cancelli sono chiusi al giardino Tito Livio e poi hanno agito e hanno fatto questa scritta. È un monumento simbolico questo, un atto di gratitudine per gli alpini in occasione dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Padova. La città lo aveva accolta divisa. La statua che rappresenta l'alpino con il fucile al fianco era infatti stata vivacemente contestata. A 2 anni dal suo posizionamento il monumento non sembra trovare pace. Non solo, a problema si aggiunge problema, perché se la vernice bianca usata a febbraio era lavabile, diverso il caso di quella usata adesso, che, spiega Nereo Tiso, sarà difficile anche da ripulire. Se qualcuno vuole aiutare sia dal punto di vista economico, se vuole naturalmente chiamando la sezione di Padova, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, perché quello è il problema. Dal punto di vista tecnico, per evitare che si rovini tutto, che cancellino le parole, quindi diventa veramente, oltre al danno, la beffa, lo scempio, non capire che cosa è scritto, non sapere perché è stato fatto il monumento, quindi questa sarebbe la cosa più grave.